La giornata di oggi è estremamente importante perché segna l'accordo tra l'Università di Scienze del Tsunci e l'Università di Verona. Quindi rientrando in quella che è la mission, una delle mission dell'Università di Verona, cioè l'internazionalizzazione e la condivisione del sapere con il mondo ormai globalizzato. La prima giornata del dottorato in scienze chirurgiche sarà molto trasversale, cioè percorrerà tutti quelli che sono gli ambiti della scienza chirurgica, dalle scienze di base, cioè la possibilità di intercettare le lesioni del DNA, tramite la correzione di particolari enzimi che controllano appunto le telomerasi, e poi si passerà a un ambito sempre molto importante per la medicina attuale, cioè il controllo delle infezioni nei pazienti chirurgici. Sappiamo ormai la presenza dei superbugs, no? Quei batteri che resistono a praticamente tutti gli antibiotici. Si parlerà di robotica, in campo questa volta maxillofacciale odontoiatrica, un campo in cui la Cina è all'avanguardia. Quindi si parlerà di intelligenza artificiale e di intelligenza che assiste il medico nelle diagnosi e nei trattamenti. Si finirà poi con un caldo invito a tutti gli studenti e a tutto l'auditorium di entrare a far parte di un New Deal, un inizio di una collaborazione culturale e scientifica che ci auspichiamo sia proficua per tutta l'università. China and Italy both are ancient and historical countries, and also for us, because I studied medicine, so I think that both sides we should join together and we face the challenge of the science, and both sides will have a lot of each advantages. We will push forward some science research and training of the young doctors and nurses. So in education, in research, we both sides we could do something together. I'm very glad to have the chance to cooperation with the University of Verona. I hope we can do more scientific technology research in the future and work to